L'assalto al centro di Treviso, la mostra di Martini, il mercato dei fiori e diverse manifestazioni hanno portato in città 150.000 persone, tanta gente ma pochi affari, lamentano i commercianti. Duomo di Treviso gremito di fedeli stamane per la messa solenne della Domenica delle Palme che apre la settimana santa. Il vescovo Tomasi ringrazia i giovani presenti in cattedrale. Migliorano le condizioni del giovane contagiato dalla meningite, fortunatamente non si registrano altri casi. Intanto tra domani e martedì ai compagni di classe verrà proposta la vaccinazione. Da parte dei sindaci ho riscontrato poca collaborazione. A questo punto mi chiedo se vale la pena continuare con l'associazione Furti in Corso e l'amaro sfogo del presidente Cristian Demma. Allerta incendi boschivi a causa del perdurare della siccità. I vigili del fuoco raccomandano la massima prudenza nell'accendere fuochi all'aperto per le tradizionali grigliate di Pasqua e Pasquetta. Taglio del naso per l'inaugurazione oggi a Verona Fiera del Vinitaly, presenti 5 ministri. Per domani è previsto l'arrivo della Premier Meloni, una vetrina internazionale nella quale la Regione Veneto ha un ruolo di primissima importanza, dice il Presidente Zaia. Oggi giornata mondiale dell'autismo, in 500 a Treviso, 250 a Pederobba per la camminata in blu per sensibilizzare su questo disturbo in continua crescita. Grande successo ieri sera per il concerto del Coro dei Cori nel Duomo di Motta di Livenza, mandato in onda in diretta su Antenna 3, il primo dei diversi appuntamenti che la nostra emittente trasmetterà aspettando la Dunata di Udine dall'11 al 14 maggio. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano l'assalto da parte di 150.000 persone tra ieri e oggi a Treviso, complici le mostre e le tante manifestazioni organizzate. Le celebrazioni per la Domenica delle Palme, Borgo Cavour in fiore, la mostra di Arturo Martini, una giornata di sole con temperature primaverili, un mix di componenti che hanno permesso a Treviso di vivere un altro fine settimana da tutto esaurito. Secondo i dati elaborati dalla polizia locale, dagli ingressi di sabato e domenica si stimano 150.000 presenze in totale per il primo weekend di aprile. Tanti turisti ma anche moltissimi trevigiani che si sono dedicati ad una passeggiata tra le bancarelle di Borgo Cavour, tra le vie e le piazze della città. Difficile trovare un parcheggio sin dal primo mattino, Transenna all'inizio del Calmaggiore e ZTL attiva. Numerosi cittadini che dopo aver assistito alle celebrazioni eucaristiche con un ramo di ulivo in mano si sono concessi qualche ora all'aria aperta, approfittando anche dell'edizione 2023 di Borgo Cavour in fiore. Ma nonostante le numerose presenze per i commercianti delle bancarelle è un bilancio tra luci e ombre. Tantissima gente, bella giornata, ma come vendita non molto. Quindi la gente guarda però non compra. Poco. Continua questa crisi. E continuerà se andiamo sempre a pagare così, tutti i giorni c'è da pagare. C'è tanta gente. Si vende anche o la gente guarda e poi non compra? C'è tanta gente che guarda, compra, ma un po' aspettando, penso, spero almeno. Facendo attenzione a quanto spende. Sì, questo sicuramente, si fa molta attenzione, sì, perché penso che siamo a i primi del mese. Situazione che non cambia se dalle bancarelle ci si sposta ai negozi del centro, con la gente che si sofferma a guardare le vetrine, rimandando però gli acquisti. Oggi c'è molta gente, però non entrano oggi. Si vede sono più dedicati alla giornata ecclesiastica. C'è stato un grande cambiamento dal Covid in poi, le cose sono cambiate molto. E Duomo gremito questa mattina per le celebrazioni della Domenica delle Palme che apre la settimana santa in vista della Pasqua. Con la Domenica delle Palme si apre la settimana santa che accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua. Tantissime le persone che hanno assistito alla Santa Messa in Duomo a Treviso, celebrata dal vescovo Monsignor Michele Tomasi, che alla fine della funzione ha voluto ringraziare soprattutto i tanti bambini e ragazzi presenti con le famiglie. Durante l'omelia Monsignor Tomasi ha sottolineato la sua obbedienza, la partecipazione piena alle fatiche, alle sofferenze, ai dolori del mondo, anche a quelli del nostro mondo, lui l'unico giusto. La celebrazione eucaristica in cattedrale, come nelle altre chiese, è stata preceduta dalla benedizione delle palme e dei rami di ulivo e dalla processione dei fedeli. Nel pomeriggio il vescovo ha presieduto la celebrazione dei Vespri e l'apertura dell'adorazione delle 40 ore.
La settimana di celebrazioni proseguirà il giovedì santo durante la messa delle 9:30 in Duomo, quando verranno consacrati gli oli, e in questa occasione vi sarà una raccolta straordinaria solidale per le popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto. Anticipata mercoledì 5 la tradizionale messa a Santa Maria del Rovere per i bambini che hanno perso la vita durante il bombardamento della città il 7 aprile 44. Sabato alle 21 in Duomo la solenne veglia pasquale presieduta dal vescovo, che domenica celebrerà alle 10:30 la Santa Messa di Pasqua. Migliorano le condizioni del quindicenne colpito dalla meningite e fortunatamente non si registrano altri casi. Intanto tra domani e martedì ai compagni di classe del ragazzo verrà consigliata la vaccinazione. Migliorano rapidamente le condizioni dello studente quindicenne del Monte Bellunese ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso, dove è stato trasferito ieri dalla rianimazione. Un sospiro di sollievo per la famiglia, ma anche per tutti i contatti del ragazzo, in tutto una quarantina di persone, tra parenti, amici e compagni di scuola, che sono stati sottoposti a profilassi e tra i quali fortunatamente non si sono verificati altri casi di contagio. Hanno fatto la profilassi con antibiotico terapia e poi andremo a proporre tra lunedì e martedì la vaccinazione per appunto antipneumococcica, meningococcica tipo B, e chiaramente è su base volontaria per chi vuole rafforzare maggiormente le proprie difese all'interno di quel gruppo di 20 ragazzi. La vaccinazione contro la meningite non rientra tra quelle obbligatorie, ma tra quelle raccomandate per i bambini nati dal 2015, e non tutti la fanno. Chi vuole farlo chiaramente evita di contrarre questa patologia, che effettivamente è una patologia molto fastidiosa, molto, molto pericolosa, perché attacca le meningi, quindi attaccando le meningi anche il sangue può provocare appunto problemi molto grossi e l'infiammazione ovviamente a livello cerebrale, ma dopo anche nel sangue può creare una sepsi, perché naturalmente può invadere anche il sangue. Quindi è chiaro che noi diciamo sempre la vaccinazione aiuta e protegge, però è su base volontaria, quindi dopo ognuno decide se farlo o meno, ecco, non è obbligatorio, però sicuramente darebbe una protezione importante. Fondamentale per i non vaccinati la tempestività della diagnosi, che consente di iniziare subito la terapia. Quando c'è una febbre alta che si nota, c'è un'irritabilità della persona perché vengono colpite le meningi, quindi diciamo c'è questa sensazione di fastidio alla luce, a tutto. Quando inizia la rigidità, il collo, che si fa fatica a muoverlo, ecco il segnale, il ragazzo, il minore, va portato in pronto soccorso subito, i colleghi fanno diagnosi e quindi dopo noi possiamo tranquillamente fare la terapia e quindi evitare ovviamente cose peggiori, quindi anche invalidità, quindi anche altri problemi. Incidente nel tardo pomeriggio a Cavaso del Tomba con la fuoriuscita autonoma di una moto, ferito ma non in modo grave il Centauro, e altre 2 fuoriuscite autonome in altrettanti incidenti stradali la scorsa notte nella Marca. Il bilancio è di 5 feriti. 5 feriti in 2 incidenti stradali accaduti la scorsa notte nella Marca. Il primo intorno alle 23 a Fonte. Una BMW con a bordo 3 cittadini di nazionalità cinese è uscita di strada finendo la sua corsa contro un palo della luce collocato al centro della rotatoria di via Solana. 2 donne di 38 e 45 anni nell'impatto sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, immediatamente soccorse dai sanitari del SUEM, sono state trasportate negli ospedali di Treviso e Castelfranco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Lievi feriti invece per il conducente dell'auto, un 41enne. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Militari dell'Arma intervenuti più tardi verso le 2 a Pieve di Soligo, anche stavolta per un'uscita autonoma di un'Alfa Giulia, finita prima contro un platano, poi contro il muro di un'abitazione. Feriti 2 24enni che si trovavano a bordo, trasportati all'ospedale di Conegliano. Carabinieri impegnati la scorsa notte nei controlli lungo le strade della provincia. A Castelfranco deferito un 26enne moldavo trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di poco superiore a 1,60 grammi per litro. L'uomo è risultato essere al volante senza patente di guida, sospesa in precedenza. La vettura è stata sequestrata. Da parte dei sindaci ho riscontrato poca collaborazione. A questo punto mi chiedo se vale la pena continuare con l'associazione Furti in Corso. È l'amaro sfogo del presidente dell'associazione Cristian Demma. L'idea era quella di capire se effettivamente vale la pena tenere aperto
un'associazione di volontariato come Furti in Corso, o lasciare semplicemente che resti in un certo senso una pagina Facebook dove ci si aiuta tra persone. Chiudere per sempre l'associazione Furti in Corso è l'estrema decisione a cui potrebbe arrivare il suo presidente Christian Demma, dopo aver tirato negli ultimi giorni le fila dei contatti presi con una quarantina di sindaci della Marca. Lo scorso gennaio Demma aveva ottenuto dalla prefettura il via libera al coinvolgimento dei comuni per una collaborazione con la sua associazione. È una collaborazione così come abbiamo fatto già con altri comuni, cioè fare le classiche serate organizzate con il patrocinio, fare dei bandi per aiutare le persone con, come sempre dico io, un ISEE basso per dare una mano quando ti sfondano la casa e hai migliaia di euro di danni. Ma ad oggi le risposte ottenute lasciano l'amaro in bocca. Il riscontro è stato di 8 comuni su una quarantina, quindi per quello dico abbastanza triste. Mi sciocca un po' vedere quanti non sono assolutamente interessati, però non può esserci un disinteresse così totale da parte delle amministrazioni. Quindi è veramente quello che mi sta facendo dire, ma sto facendo una cosa giusta? Demma si prenderà ancora qualche settimana in attesa di capire come andranno i prossimi incontri con alcuni primi cittadini. Se vedo che inizia una collaborazione, mi basterebbe anche di pochi, se invece prendo, scusate, altri 3 pesci in faccia, chiudo tutto, lascio la pagina Facebook e amen, perché effettivamente non ha senso neanche, è un autofinanziarsi da parte mia, no? Quindi a quel punto sto un po' più con la famiglia e getto la spugna anch'io. Allerta incendi boschivi a causa del perdurare della siccità. Nonostante la primavera non sia la stagione più rischiosa su questo fronte, la prolungata assenza di piogge e la presenza di vegetazione secca spingono i vigili del fuoco a raccomandare la massima prudenza nell'accendere fuochi all'aperto per le tradizionali grigliate di Pasqua e Pasquetta. Le prime giornate nelle quali assaporare il tepore della primavera, le festività pasquali ed i primi picnic all'aria aperta con le classiche gite fuori porta e le immancabili grigliate. Con l'avvicinarsi di Pasqua e Pasquetta e poi ancora i ponti di 25 aprile e 1 maggio è alta l'allerta dei vigili del fuoco sul fronte degli incendi, perché mai come quest'anno la prolungata siccità ha creato le condizioni di elevato rischio per gli incendi boschivi. La vegetazione è in gran parte ancora secca, per cui con l'avvio delle attività primaverili, grigliate e attività fuori porta, dobbiamo avere quella giusta attenzione nel accendere fuochi, soprattutto in vicinanza o all'interno di zone boschive o zone altamente con presenza di vegetazione e avere la dovuta accortezza. Per la tradizionale grigliata scegliere quindi le aree attrezzate per il barbecue e per il fai da te, evitare qualsiasi sito dove si possa verificare una propagazione dell'incendio alla vegetazione circostante. Predisponiamo un sito nel quale siamo sufficientemente lontani da zone boschive. Adesso la calura ancora non è eccessivamente elevata, per cui magari prendiamo il sole e ci mettiamo su un prato libero da vegetazione e lontano da possibili rischi di propagazione di incendi. Siamo alla politica, 6 settimane esatte dal voto per le amministrative, si stanno chiudendo liste e candidature, polemiche tra i militanti del centrodestra, Vedelago e Motta, per le scelte dei partiti. Amministrative 2023, centrodestra alla resa dei conti. Si stanno chiudendo i giochi per le candidature in tutti i comuni ed il diktat è quello di correre uniti nei comuni sopra i 10.000 abitanti, anche a costo di scontentare i militanti. Maretta nella Lega a Vedelago, dove è stato designato l'outsider Giuseppe Romano a scapito di Marco Perina, attuale vice sindaco sgradito a Fratelli d'Italia e che ora potrebbe correre con una propria lista. Maretta a Motta di Livenza, dove la coalizione ha scelto l'uscente Alessandro Righi, leghista, mentre gli alleati avrebbero preferito Ercole Girotto, già assessore e vice sindaco. Ma gli accordi sono accordi, anche se impongono scelte difficili. Le scelte del partito per noi prevalgono su tutto il resto e quindi a questo poi ci dobbiamo tutti adeguare. Chi ritiene di non condividere quelle scelte fa un altro percorso che non è quello di Fratelli d'Italia. Ancora più netto il segretario provinciale della Lega. Chi correrà contro il simbolo è automaticamente fuori senza nessun tipo di provvedimento particolare, perché chi corre contro il simbolo da statuto è sempre stato previsto che si pone automaticamente fuori dal partito.
Tensioni che travalicano le comunali ed arrivano da Roma a Venezia, se è vero che la Premier Meloni ha chiamato il governatore Zaia chiedendo provvedimenti nei confronti dell'assessore Roberto Marcato per la colorita esternazione dal palco della festa del popolo veneto in relazione alle richieste di Fratelli d'Italia di essere più rappresentati in regione. E se a Roma la prendono con rabbia, nella Marca si ironizza. Io adoro Marcato perché ogni volta che parla Fratelli d'Italia aumenta i suoi voti, quindi compatta i nostri militanti, compatta i nostri amministratori, compatta i nostri quadri dirigenti. Lo disse anche prima delle elezioni politiche e è accaduto che in Veneto abbiamo preso il 30%. Fratelli d'Italia ha ottenuto il massimo risultato proprio in Regione Veneto, quindi dico a Marcato avanti così perché ci fa un grandissimo favore. Acque più tranquille in Forza Italia, che porta a casa la propria candidata a San Biagio. A Motta e Vedelago si stanno diramando le nubi ormai vediamo il sole, insomma, penso che tra qualche giorno andremo assieme in tutti e due i comuni e riporteremo anche in provincia di Treviso il centrodestra unito come è normale che sia. Taglio del nastro per l'inaugurazione oggi a Verona Fiere del 55esimo Vinitaly da oggi fino al 5 aprile, oltre 10.000 appuntamenti fissati per i 4.000 espositori presenti. E presenti oggi 4 ministri: Francesco Lollobrigida all'agricoltura, Gennaro San Giuliano alla cultura, Antonio Tajani agli esteri e Matteo Salvini alle infrastrutture, insieme al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Per domani è previsto l'arrivo della Premier Giorgia Meloni, una vetrina internazionale della produzione vitivinicola nella quale la Regione Veneto ha un ruolo di primissima importanza. Sentiamo le parole del governatore del Veneto Zaia. Una edizione che sarà storica, sarà ricordata negli annali. Siamo davanti a 4.000 espositori ovviamente nazionali italiani, sono rappresentati 30 paesi, stiamo parlando di 1.000 buyers, quindi sono raddoppiati rispetto all'ultima edizione, che rappresentano 68 paesi. Diciamo che i presupposti ci sono tutti per dire che è la più grande esposizione dei vini e delle tecnologie enologiche a livello internazionale. Dall'altro siamo davanti a un paese, cioè l'Italia, vi ricordo che è ancora il primo produttore nazionale, il Veneto è il primo produttore a livello nazionale, visto considerato che siamo arrivati a 12.600.000 ettolitri, ma il dato che mi interessa ricordare è che nei nostri 100.000 ettari coltivati a vite noi riusciamo oggi a dire che rappresentiamo il 36% dell'export nazionale con 2 miliardi e 800 milioni di euro. E se poi andiamo a guardare il dato del Veneto ci dice che dopo Francia, Italia e Spagna arriva il Veneto, ma Ricrozza ci farà anche le sue robe su questa dichiarazione, però un dato di fatto: noi esportiamo di più dell'Australia e di più del Cile come Regione Veneto. È il momento di fermarci per pochissimi secondi di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Torna in presenza dopo 3 anni di stop imposti dalla pandemia l'evento Stage.it, organizzato da Confindustria Veneto Est e Università di Padova per far incontrare imprese del territorio e studenti. Nel 2022 sono oltre 20.600 le assunzioni di professionisti di tecnologie dell'informazione e comunicazione previste in Veneto, il 17% in più rispetto al 2021, ma la gran parte delle risorse umane, circa il 60%, è difficile da reperire. Un divario che Stage.it, l'evento promosso da Confindustria Veneto Est e Università di Padova, cerca di colmare facendo incontrare gli studenti dell'università con le aziende del territorio. Sono circa 70 le aziende di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo che in Fiera Padova hanno incontrato laureandi in informatica, ingegneria e statistica per trovare candidati ideali per un'opportunità di tirocinio. Ecco cosa cercano gli imprenditori. La tecnologia e quindi il saper utilizzare e scrivere codice informatico e la gestione dei dati sono skill che vengono sempre più richiesti all'interno delle aziende e quindi l'incontro di oggi è specificatamente con studenti che vengono dal corso di informatica che afferisce al Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e gli studenti di ingegneria informatica
che vengono da parte del Dipartimento di Ingegneria e quelli di statistica di indirizzo tecnologico. Dopo 3 anni di assenza per colpa della pandemia, Stage.it torna in presenza con i colloqui faccia a faccia tra le imprese e i candidati. Le competenze digitali sono molto importanti per le imprese che sono alla ricerca di giovani figure professionali. Noi adesso stiamo proponendo un progetto per integrare ChatGPT con una soluzione che si chiama Pincor, che serve per gestire tutti i dati di prodotto delle aziende. Questi dati servono poi per essere distribuiti nei canali di vendita online come i marketplace, gli e-commerce, i siti, e quindi ChatGPT può dare questo incremento per creare descrizioni di prodotto. Sono stati oltre 170 gli studenti da tutto il Veneto che hanno partecipato. Studiando io la laurea in statistica, nei dati e nel machine learning. Cosa ti aspetti da questa opportunità? Capire se quello che sto studiando è ricercato dalle aziende, anche capire cosa potrei fare un domani. E vorrei un po' capire come quello che facciamo all'università viene poi affrontato nel mondo del lavoro, cioè quali potrebbero essere effettivamente le conoscenze che sono richieste e quello che poi dovremmo fare. Spot e video per insegnare la sicurezza in bicicletta è il progetto realizzato da un gruppo di studenti del liceo. Vediamo innanzitutto cosa fare prima di salire sulla bicicletta, quindi ci mettiamo un bel caschetto che vi salva la vita e mettiamo anche una bella pettorina color giallo fluo. Si chiama Bici Sicura, il progetto dove 110 studenti del liceo Duca degli Abruzzi si sono trasformati in giornalisti, attori e pubblicitari per dire basta agli incidenti stradali in bicicletta. È stata un'emozione molto bella vedere i video che hanno realizzato i miei ragazzi e si sono impegnati molto e il progetto è riuscito in maniera egregia. Abbiamo imparato a pensare ad un futuro sostenibile per la viabilità. Abbiamo imparato anche un diverso modo di stare assieme fra i ragazzi si sono confrontati anche fra classi diverse e in questo periodo in cui la socialità era un po' ridotta sono stati contenti di aver avuto questa opportunità. FIAB, Centromarca e la Polizia Locale di Treviso per una campagna di sensibilizzazione a favore dei coetanei organizzata con 4 docenti e l'ausilio dei social. Ciò che ci ha fatto davvero piacere provare a sperimentare con questi ragazzi è stato proprio innescare determinati ragionamenti nell'ambito appunto di quelli che possono essere i rischi della circolazione e derivanti da che cosa. Arianna. Adam. Mi sono occupata di fare il comunicato stampa, l'editing e la sceneggiatura del video. Io mi sono occupato di fare il comunicato stampa e il sceneggiatore. Ricordate sempre di mettere il casco e essere visibili durante la notte. Usarli però diventa attraverso questa campagna non più da sfigati, ma diventa trendy, diventa intelligente, diventa smart. Oggi giornata mondiale dell'autismo, in 500 a Treviso e 250 a Pederobba per la camminata in blu per sensibilizzare su questo disturbo che registra numeri sempre più in crescita. Centinaia di palloncini blu lasciati volare in cielo in Piazza dei Signori a Treviso. In 500 hanno preso parte nel capoluogo della Marca la camminata in blu organizzata da diverse associazioni che affiancano le persone affette da autismo e le loro famiglie, come ANXA Treviso, che per l'occasione con la sua presidente Stefania Ruggero ha consegnato ai bambini 200 biscotti nell'ambito del progetto Addolciamo l'autismo, una passeggiata per le vie della città per sensibilizzare sui tanti passi in avanti che ancora sono da compiere per assicurare un presente e un futuro migliore a chi è affetto da questo disturbo. Tra i promotori della camminata anche l'ULSS 2, che grazie ai suoi centri di primo e secondo livello riesce a dare una risposta ai sempre più numerosi casi. Si calcola che nella Marca ogni mese si registrino dalle 10 alle 12 nuove diagnosi di autismo. Per quanto riguarda l'età adulta, noi stiamo in questo momento strutturando nelle varie parti dell'attività adulta quelli che sono appunto i servizi dedicati anche per l'autismo. Da Treviso a Pederobba, dove anche la musica ha accompagnato i partecipanti della camminata in blu, che ha raccolto amici, famiglie e cittadini che lungo il percorso si sono uniti ai promotori. L'occasione per far sentire questi ragazzi e queste ragazze meno soli e perché ci si ricordi di loro non solo il 2 aprile. Dovrebbe rimanere 365 giorni all'anno però questa giornata. Uno dei nostri problemi dei nostri ragazzi autistici, ma anche con disabilità, è che non hanno una vita sociale. Sono ragazzi che sono isolati, sono da soli, non hanno amici.
Grande successo ieri sera per il concerto del Coro dei Cori in Duomo a Motta di Livenza, mandato in onda in diretta su Antenna 3. Il primo dei diversi appuntamenti che la nostra emittente trasmetterà aspettando l'adunata di Udine, in programma dall'11 al 14 maggio. Emozione e commozione si intrecciano al termine del concerto quando tutto il pubblico intona assieme al coro Il Signore delle Cime. Grandi e piccini cantano insieme a rappresentare quanto gli alpini e le canzoni alpine tocchino il cuore. Grande successo per Aspettando l'adunata, la serata organizzata all'interno del Duomo di Motta di Livenza, trasmessa in diretta su Antenna 3. Molti i brani intonati dal Coro dei Cori, quelli dedicati al sentimento religioso degli alpini e di grandi classici che ricordano i tanti scenari di guerra. Dalle vette dell'Adamello e del Grappa nella Grande Guerra al fronte russo, per ricordare i tanti alpini dispersi che lì riposano ancora, e poi alcuni tra i più celebri canti di montagna. Il culmine della serata, la premiazione del concorso Una canzone per l'adunata, andato al brano Ti porterò di Maurizio Santoiemma con testo di Elisa Gastaldon. Di buon auspicio. Infine tutti in piedi per una tra le più celebri canzoni degli alpini. Saranno 79 anni dal tragico bombardamento che distrusse gran parte della città di Treviso, e una delle poche coincidenze in cui il 7 aprile cadrà come allora, nel giorno del Venerdì Santo. E proprio in ricordo di quel tragico momento della nostra storia che questa sera vi proponiamo un servizio dai nostri archivi realizzato nel 1992, dove vennero raccolte le ultime testimonianze di chi aveva visto con i propri occhi la morte e la devastazione della guerra. I rintocchi del campanone civico di Treviso alle ore 13 di oggi, a 48 anni da quel tragico 7 aprile del 44, hanno ricordato le vittime innocenti di un'intera città. Una città che non ha dimenticato che in questo annuale appuntamento riflette sull'assurdità della guerra. Le immagini inedite che vi proponiamo, gentilmente forniteci dall'Istituto Luce di Roma, aprono una pagina di storia crudele. Treviso squarciata dal bombardamento del 44, i suoi morti, la devastazione che ha reso irriconoscibili i luoghi dove c'erano case e famiglie. Ecco com'era a Treviso il giorno dopo quel fatale errore di lettura cartografica, un accanimento spietato che non risparmiò nessuno e niente, neanche i luoghi sacri. La ricorderà così chi c'era ed oggi può ancora parlare di quel giorno. La vedrà forse così per la prima volta chi è giovane. Questa è stata Treviso, con la sua gente sopravvissuta che si è subito data da fare per la ricostruzione. Queste alcune significative testimonianze raccolte subito dopo la commemorazione presieduta dal vescovo Paolo Magnani, svoltasi stamane nella chiesa votiva. Il giorno successivo sono entrato e ho visto la città completamente trasformata. Mi è rimasto impresso nella chiesa di San Leonardo, c'erano morti, decine e decine di morti messi in lenzuola, e ho visto non era divieto di trasportare le salme. Ho visto una mamma sconvolta, è andata alla ricerca del suo figliolo
L'ha trovato, l'ha preso e poi l'ha messo su un carrettino vicino alla bicicletta, è partita, non ha badato né vigili né carabinieri, è sparita. Quella mi è rimasta impressa veramente. E quel giorno è stata una desolazione, visto tutta la gente che correva, abbiamo dato ospitalità a questa gente disperati. Io abitavo a Mogliano, diciamo che sì, ero abbastanza giovane in quei tempi, e mio padre col medico condotto del paese, il dottor Sinico, è partito in bicicletta e sono venuti a raccogliere tutte queste salme, tutti i morti, e a portarle nel battistero. Il vuoto degli affetti perduti si fa dolorosamente sentire ancora oggi, ha detto il sindaco di Treviso Vittorino Pavan. Queste vittime, come quelle di ogni guerra, tornano ad interrogarci e a dirci quale bene immenso è la pace. Decine di migliaia di persone a Jesolo nel fine settimana con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni degli aquiloni nell'ambito dello Jesolo Beach e Kit Festival, che ha richiamato appassionati da mezza Europa. Vediamo alcune immagini nella copertina. Per le riprese con i droni si ringrazia Swing Strategies. È tutto, si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, ancora buona serata e buona domenica. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che il ciclone si sposterà verso sud. Sul nostro territorio dunque il tempo migliora. Il dettaglio di lunedì 3 aprile. Sul Veneto sarà via via più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e con ottima visibilità. Durante le ore centrali sarà possibile la formazione di qualche annuvolamento irregolare sui rilievi prealpini, ma senza conseguenze. Venti anche forti, di Bora, temperature in ulteriore calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con prevalenza di sole. Sulla costa soffierà Bora forte con possibili raffiche fino a 80-90 km/h. Temperature minime sui 4-7 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato, come ci mostra la grafica, con vento da nord in rafforzamento. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.